Buongiorno a tutti. Eh, Intanto sono molto contenta che Laura Scan rimanga con noi tutto il giorno, sarebbe stato altrimenti molto difficile interrompere questa così importante discussione che è nata proprio dal suo pensiero forte e rigoroso, forte anche perché rigoroso. E possiamo proseguire quindi con il nostro programma sapendo che ci saranno altri spunti di discussione. Questa mattina ascolteremo Franca Munari e Roberta Guarnieri che hanno preparato 2 lavori in occasione di questo seminario. Franca Munari, identificazione, sintomo e legamento. Dico qualcosa su di lei e poi le do la parola. Allora, medico, psichiatra, membro ordinario con funzione di training della SPI, ha studiato il narcisismo, la vergogna, l'agorafobia, la psicanalisi del bambino e dell'adolescente, la pulsione, il processo di scrittura e i processi creativi. Su questi temi ha pubblicato articoli su riviste specializzate italiane e straniere. Dal 1998 ha organizzato con cadenza annuale per il Centro Veneto di Psicoanalisi dei seminari sul processo di scrittura. È stata redattrice della Rivista Italiana di Psicanalisi dal 2008 al 2011. Cito solo alcuni dei volumi che ha curato e di cui è stata autrice. Ha curato ed è stata autrice di Metamorfosi della pulsione, di Pulsione e Fantasia, Eros e Thanatos, sui processi di legamento e anche gradiva lavorare dal testo. Ora, allora, a te Franca. L'audio. Sì, spero di riuscire poi a mettere il testo in condivisione. Mi sentite? Funziona? Sì, sì. Volevo anticipare una cosa al lavoro che andrò a leggere, che forse avrebbe avuto un taglio diverso se avessi conosciuto prima il lavoro di Laurence Kahn. Volevo però anticipare alcune questioni, e cioè una, che questo discorso sull'identificazione si inserisce in un percorso dove molti colleghi del Centro Veneto hanno già lavorato in passato in termini molto importanti e interessanti, a partire da Giorgio Sacerdoti, Alberto Semmi, Patrizio Campanile, quindi è una questione che evidentemente ha avuto una qualche, insomma, ci ha dato qualcosa in comune anche su una serie di passaggi di vario genere e tipo. Poi il fatto che l'altra cosa che volevo dire prima di partire con questa lettura, che spero rilanci alcune questioni, è un discorso di fondo che mi sembra di grande importanza a proposito dell'identificazione, e cioè che rispetto all'oggetto, tutto ciò di cui noi ci impossessiamo dell'oggetto attraverso l'identificazione poi ci possiede. Quindi esiste sempre questo doppio, questa doppia via per cui se le identificazioni avvengono sulla base di un appropriarsi di cose dell'altro, sul tentativo di controllare l'altro, sulla base di una conservazione, di un tentativo di conservare l'oggetto, ma anche di un tentativo di liberarsi dell'oggetto attraverso proprio l'identificazione, quello che accade però dopo è che l'oggetto portato dentro in qualunque modo, anche se trasformato nell'identificazione secondaria o quant'altro, comunque è un oggetto che ci possiede. E quindi da questo punto di vista di sicuro si tratta di qualcosa che ci mette in una relazione con l'altro che ha già, insomma, che proprio strutturalmente pone delle questioni enormi, e le pone anche nel senso proprio della sublimazione come aspetto di desessualizzazione alla base dei 2 processi, come era stato accennato prima, che mi sembra un'altra questione fondamentale, nel senso che poi le vie di questo e le conseguenze di questo processo, i resti anche di questo processo, saranno delle cose che avranno una rilevanza evidentemente di grandissima portata. Quindi volevo anticipare queste 2 cose, poi io vi leggo il lavoro così come l'ho pensato prima e vediamo se questo tipo di lettura ci fa
aggiungere qualcosa ci fa pensare ancora a qualcosa di diverso rispetto a tutta una serie di cose che sono state messe in campo e che mi sembrano di una rilevanza assolutamente straordinaria. Vediamo se riesco a mettere il testo in condivisione. Ok, lo vedete? Sì. Allora, passaggi misteriosi, ho pensato questi di identificazione, sintomo e legamento. In psicologia delle masse e analisi dell'io, l'identificazione è uno dei cardini della riflessione di Freud. La sua intrinseca e anche misteriosa complessità viene qui dichiarata ed elencata, in particolare nel paragrafo ad essa dedicato. Vediamone i vari punti. La questione dell'identificazione tramite un sintomo, quella che poniamo nel novero delle identificazioni isteriche, la questione dell'immedesimazione, l'Einfühlung, quella condizione che letteralmente ci consente di entrare dentro l'altro e sentirlo meglio, sentirsi per suo tramite. La questione dell'identificazione all'oggetto d'amore, come in un gran numero di casi di omosessualità maschile, dice Freud, la cui potenza arriva a trasformare l'io nel carattere sessuale. E infine, come accade nella melanconia, l'identificazione con l'oggetto perduto, l'introiezione di tale oggetto nell'io, precisa Freud, parificando i due termini, in questo caso identificazione e introiezione, arriva a determinare una scissione nell'io nel quale una delle due parti infierisce sull'altra. Il tema dell'identificazione è però in realtà diffuso in tutto il testo, a partire dalla basilare asserzione per cui l'identificazione è la prima forma di relazione. Continui sono i riferimenti a quella con il padre delle origini, con il leader, con i fratelli e a quella operante nella massa, che sembra esitare prevalentemente in un esproprio dell'io anziché in un suo appropriarsi dell'oggetto. Perché non di un oggetto si tratta, ma di un feticcio che una volta introdotto nell'io ne limita e coarta le funzioni e potenzialità. Il funzionamento della massa, insomma, sarebbe il fallimento e il collasso del basilare per l'io processo di identificazione. L'identificazione isterica. Nell'interpretazione dei sogni, a partire dal sogno della bella macellaia, Freud, supponendo che la paziente nel sogno si sia sostituita all'amica o, in altre parole, si sia identificata con lei, si chiede: ma che significato ha l'identificazione isterica? Da questa domanda che Freud si pone procedono le sue considerazioni sulle identificazioni nell'isteria. L'identificazione, cito, è un momento estremamente importante dei meccanismi dei sintomi isterici. Per mezzo suo, gli ammalati riescono a esprimere nei loro sintomi non soltanto le esperienze proprie, ma quelle di molte persone, a soffrire in un certo senso per un'intera moltitudine e a rappresentare senza altrui concorso tutte le parti di una commedia. È un atto un po' più complesso di quello che si ama indicare come imitazione isterica e corrisponde a un processo deduttivo inconscio. Se una causa come questa può provocare un attacco di questo tipo, anch'io posso avere lo stesso tipo di attacco, perché cause come questa sono valide anche per me. L'identificazione non è quindi semplice imitazione, bensì appropriazione in base alla stessa pretesa etiologica. Essa esprime un come e si riferisce a qualche cosa di comune che permane nell'inconscio. La prospettiva della condivisione opera qui nella direzione opposta, il funzionamento della massa. La moltitudine viene assunta nell'io ed esso non vi soggiace. Uguale direzionalità troviamo nel concetto di identificazione multipla di osservazioni generali sull'attacco isterico, quella che permette di essere e fare contemporaneamente il maschio e la femmina, di essere allo stesso tempo attivo e passivo, sé e l'altro, di usare insomma del doppio rivolgimento. In relazione a queste vie dell'identificazione, gli elementi fantasmatici che ne fanno parte vengono scelti e mantenuti attivi per permettere di negare il desiderio e contemporaneamente di realizzarlo.
Identificazione e sintomo possono quindi essere strettamente apparentati in quanto formazioni di compromesso, soddisfacimento o punizione, come verranno compiutamente definite in psicologia delle masse e analisi dell'io, dove Freud appunto elenca le 3 forme del processo di identificazione nella formazione di un sintomo nevrotico. Sempre riconversione, mi chiedo, da questo punto di vista. L'identificazione può derivare dal complesso edipico e significare il desiderio di sostituirsi all'oggetto odiato per avere l'amore dell'altro genitore con la colpa che ne consegue. Oppure il sintomo è identico a quello della persona amata. In questo caso l'identificazione subentra al posto della scelta oggettuale e la scelta oggettuale regredisce fino all'identificazione. Si tratta di un'identificazione parziale che si appropria soltanto di un aspetto della persona che è oggetto dell'identificazione. Nel terzo caso, particolarmente frequente e importante, l'identificazione prescinde dal rapporto oggettuale con la persona copiata, scrive Freud, che qui sembra non tener conto del transfer. Il meccanismo è quello dell'identificazione indotta dalla possibilità o dalla volontà di trasporsi nella medesima situazione. Uno dei 2 io ha percepito un'analogia significativa con l'altro in un punto preciso. Su tale fondamento si instaura una identificazione in quel punto. L'identificazione tramite il sintomo attesta così che esiste fra i 2 io un luogo di coincidenza che va tenuto in stato di rimozione. Ciò che abbiamo appreso da queste 3 fonti può venire compendiato nel modo seguente. In primo luogo, l'identificazione è la forma più originaria di legame emotivo con un oggetto. In secondo luogo, essa può diventare per via regressiva il sostituto di un legame oggettuale libidico, in certo modo mediante introiezione dell'oggetto nell'io. In terzo luogo, essa può insorgere in rapporto a qualsiasi aspetto posseduto in comune e in precedenza non percepito con una persona che non è oggetto delle pulsioni sessuali. Quanto più significativo è tale aspetto posseduto in comune, tanto più riuscita deve divenire questa identificazione parziale, così da corrispondere all'inizio di un nuovo legame. Fine della citazione. Ma quali potrebbero essere allora le ragioni che presiedono a questa scelta? In parte Freud stesso risponde a queste questioni proprio in apertura di paragrafo, quando afferma l'identificazione è nota alla psicoanalisi come la prima manifestazione di un legame emotivo con un'altra persona. E subito dopo, l'identificazione è comunque ambivalente fin dall'inizio, può tendere tanto all'espressione della tenerezza quanto al desiderio dell'allontanamento. Si comporta come un derivato della prima fase orale dell'organizzazione libidica, nella quale l'oggetto bramato e apprezzato veniva incorporato durante il pasto e perciò distrutto in quanto tale. Già in Freud appare la poliedricità funzionale di questo meccanismo che, se può dar luogo a dei sintomi fino a giocare sulla plasticità del corpo nel produrre forme di conversione, può anche permettere semplicemente il soddisfacimento di un desiderio nella scena del sogno o gestire affetti complessi e difficili quali l'invidia e la competizione o addirittura aspetti dell'identità maschile e femminile, ma anche stabilire o ripristinare sia la condivisione sia alla bisogna l'indifferenza nei confronti dell'oggetto. Proprio per la sua parzialità, per la sua economia e per la sua rapida soluzione della conflittualità, risulta quindi immediatamente e spesso felicemente efficace, non solamente a scopo difensivo, ma anche proprio per riavviare il lavoro psichico e creare nuovi legami, operando quindi all'insegna di Eros. Einfühlung. La Einfühlung, che noi traduciamo con empatia e immedesimazione, è un processo che Freud mutuò da Theodor Lipps, professore di psicologia e di estetica a Monaco. Provo godimento, scrive Lipps, per me stesso in un oggetto sensibile diverso da me,
di questa specie è il godimento estetico, è godimento di sé oggettivato. Ora, il fatto che io provi godimento per me stesso in un oggetto sensibile presuppone che io abbia, trovi o senta me stesso in esso. Ci imbattiamo così nel concetto fondamentale dell'estetica odierna, il concetto di empatia, Einfühlung. Essa significa che nel momento in cui colgo un oggetto, appunto in tale oggetto, come esiste, così come esiste e solo può esistere per me, vivo un'attività o una modalità dell'autoattivazione come qualcosa che gli appartiene. Io trovo estremamente interessante questo passaggio di Lips, perché mi sembra che proprio giochi su questo movimento interno-esterno sé-oggetto che in un modo assolutamente interessante. Ma affinché si realizzi in un rapporto di Einfühlung non si può prescindere dalla contestuale necessità dell'impossessamento, dell'emprise, il motore del bisogno, del penetrare nell'altro, dell'appropriarsi e dell'assumere su di sé, dell'assimilare a sé, del trattenere tramite l'altro. Cercando di definire metapsicologicamente questo processo, potremmo dire che si tratta di una forma molto elaborata di lavoro psichico, a partire da una oscillazione generata dalla necessità di ridefinire un legame o di costituirne uno nuovo, basculante fra narcisismo e oggettualità, fra acquisizione e perdita. In questo senso, l'Einfühlung potrebbe essere una delle forme dell'identificazione isterica. L'identificazione con l'oggetto perduto. Se fino a questo punto abbiamo pensato a un io in grado di governare in qualche modo la situazione e anche di trarne dei vantaggi, con l'identificazione melanconica assistiamo alla sua debacle. In questo caso accade che quando l'oggetto, investito narcisisticamente, viene portato e mantenuto all'interno, ripristinando regressivamente con esso una condizione di indifferenziazione, si realizza un processo che tenta di conservare un oggetto che era buono e che tale si vorrebbe mantenere, trattenuto per non percepire la differenza, separatezza da esso, e poi perduto e di conseguenza divenuto cattivo. Si tratta inoltre di un oggetto che viene incorporato e divorato e quindi anche attaccato e distrutto, senza che a questo possa conseguire un distacco da esso più o meno colpevole e più o meno riparativo, e quindi una vera educazione. Il processo si arresta sul tentativo di eliminazione dell'oggetto cattivo, perché perduto e abbandonante, e reso doppiamente cattivo perché attaccato, tramite un paradossale tentativo di conservazione di esso all'interno, assimilandolo narcisisticamente a sé. Accade così che sia il soggetto a divenire per se stesso cattivo. Ciò che il lavoro della melanconia ci mostra è una situazione nella quale l'identificazione resta la sola possibilità di elaborazione. Da questo punto di vista, il lavoro della melanconia è, come cito da Rosenberg, è un'esperienza cruciale nella quale l'identificazione è la sola all'opera, la sola capace di fornire una via d'uscita all'io messo all'angolo tra l'impossibilità di disinvestire l'oggetto e l'impossibilità a continuare a investirlo. Accade cioè, con dinamiche e presupposti molto differenti, qualcosa di simile a ciò che Freud nell'innamoramento ha definito come autosacrificio dell'io. L'oggetto ha, per così dire, divorato l'io. E ancora qualcosa di simile a ciò che Marco La Scala ha descritto come incorporazione passiva, quando l'oggetto intrude nell'io e lo occupa a forza. Potremmo comunque affermare che tutti i tipi di identificazione, non solo la potente difesa imitativa, intendo nel senso di Giardini, ma anche la precaria e parziale identificazione isterica o la elaborata identificazione secondaria, sono volti a stabilire o ristabilire una qualche quota di indifferenza, disinvestimento e di indifferenziazione nei confronti dell'oggetto, o imitandolo o appropriandosi di qualcosa di lui o diventando lui. Si tratta infatti in tutti questi casi, con strategie e processi
anche molto diversi fra di loro, di tentativi di eliminare la differenza, l'alterità, la dipendenza, l'ambivalenza e la conflittualità con l'oggetto. Insomma, si tratta proprio di ritornare all'indifferenza nei suoi confronti e di farlo tramite l'indifferenziazione. Da tutto questo possiamo dedurre con un ragionevole grado di certezza e un enorme numero di interrogativi che con l'identificazione l'io cerca di impossessarsi dell'oggetto bramato e apprezzato e che in conseguenza di questo, per far fronte alla conflittualità, si trova a dover produrre dei sintomi e a ridistribuire gli investimenti narcisistici fra io e ideale dell'io, operando slegamenti e rilegamenti. Non sempre gli va bene. Grazie Franca. Ora allora diamo la parola a Roberta Guarnieri, che ci parlerà del suo lavoro a 100 anni da psicologia delle masse, analisi dell'io, letture diurne e notturne. Sì. Sì. Mi posiziono un attimo, scusate. Arriva. Beh, intanto ringrazio Laurence Kahn e anche i colleghi per questa giornata veramente bellissima. Io però non mi vedo, come faccio che se parlo senza vedermi perdo il contatto un po'? Parlo, va bene così? Sì, Okay. Benissimo, ti vediamo. Va bene. Noi ti vediamo. Ecco, io parlo davanti agli schermi. Allora, grazie, veramente grazie di aver pensato a questa a organizzare questa giornata. Mi permetto solo prima di cominciare, cominciando la lettura, però una piccola, leggo quella nota che avevo messo, anche se non avevo pensato di non leggerla. Il sottotitolo che avevo dato a questo mio breve contributo è letture notturne e diurne, perché volevo aggiungerne 2 riferimenti, poi vedremo se li riprenderemo nella discussione. Il sottotitolo, alquanto allusivo, si riferisce ad una mia personalissima suddivisione tra ciò che leggo durante il giorno e ciò che leggo nel silenzio della notte. Freud, Adorno, Laurence Kahn, Juan Jean sono le letture del giorno per riferirsi ai materiali di questo incontro. Kafka, Kertész sono letture obbligatoriamente per me notturne e volevo aggiungere Fallada e Sebald e dopo dirò perché. Walter Benjamin, lui, il pescatore di perle, è la definizione che ne dà Hannah Arendt, trasforma in notte il giorno e in giorno la notte, e questa trasformazione, da questa trasformazione non si esce mai indenni. L'aggiunta di queste 2 figure, oltre a Kafka e Kertész, Kafka per me è onnipresente nelle mie letture, Kertész presente come filo conduttore nel libro di Laurence Kahn che Riccardo Galliani ed io stiamo traducendo con molto piacere. Vorrei aggiungere Fallada, perché nel suo romanzo, che è l'unico che poi Adorno, come dire, cita con apprezzamento come contributo alla comprensione delle vicende del Terzo Reich, c'è una questione che io credo sarebbe bene tenere, cioè mettere un po' in discussione anche oggi, e cioè che nella coppia di questi 2 tedeschi per bene, il buon padre di famiglia tedesco, è il lutto, un unico lutto, la perdita del loro unico figlio che darà luogo all'inizio della loro ribellione, essendo loro, no, in sintonia e nazisti come tanti tedeschi lo furono all'epoca, tantissimi. E Sebald, perché con la sua immagine fulminante, cioè alla fine quel romanzo meraviglioso e della Grande Istruito, dove erano stati accumulati i beni degli ebrei che erano stati raccolti e poi a Parigi al Cirque d'Hiver e poi mandati ai campi. Comincio la mia, quello a proposito dell'eredità, era una questione che era
già stata toccata. Essere in grado di attraversare, ritornando a pensare la notte tragica che solo pochi decenni fa ha travolto l'Europa, è una sorta di necessità e dovere che ho sentito in prima persona da tantissimo tempo. Tanto sono state le figure che mi hanno accompagnato, tante presenze che hanno cambiato il mio modo di concepire gli accadimenti storici e ciò che sta in un rapporto con la storia che solo il pensiero di Walter Benjamin mi ha permesso di avvicinare. Riservo alla notte e al suo silenzio la lettura di alcuni testi che mai oserei prendere in mano alla luce del giorno. Di giorno per me la vita attiva mi sollecita al pensiero critico e all'azione. Come psicoanalista, il mio interesse per un pensiero psicoanalitico radicale, che sia in grado di imboccare strade scomode e critiche rispetto a ciò che può apparire come psicoanaliticamente corretto. Una radicalità che è propria di Freud e del freudismo. Portare le scoperte della nostra scienza alle loro estreme conseguenze, come scriveva Freud in una lettera che viene citata da Musatti nell'avvertenza editoriale a considerazioni attuali. Il contributo di Laurence Kahn rientra a mio avviso in questa prospettiva radicale e critica e ciò dà conto della decisione di tradurre il suo ultimo libro. Il mio contributo sarà solo in parte un commento di alcuni capitoli, poi in realtà sono di alcuni accenni. Ciò peraltro avviene già nei quali si fa riferimento a psicologia delle masse e analisi dell'io, ciò che peraltro avviene già nelle pagine del primo capitolo di Laurence Kahn, La legge al di fuori della legge. La psicoanalisi si iscrive in una posizione del tutto particolare nel dibattito sui fenomeni di massa del secolo XX, sulla Shoah e sui totalitarismi. Essa è stata oggetto della distruttività del regime nazionalsocialista appena sceso al potere, attraversato di scontri all'interno dell'IPA alla fine degli anni 20 fino al 33 ed oltre, ha preso in conto il contenuto ideologico di Mein Kampf e è arrivata a affermare che per Hitler il nemico fosse proprio il professore di Vienna, il grande disillusionista, colui che aveva i mezzi per combattere le lusinghe delle illusioni imbastite dai nazisti e dai fascisti in Italia, scusate, facendo forza sui meccanismi identificatori sulla posizione dell'ideale dell'io. I fenomeni di massa dei regimi totalitari, del nazismo e del fascismo, sono in gran parte conoscibili, secondo me e credo anche Laurence Kahn, nei loro meccanismi psichici a livello individuale e collettivo, proprio grazie al contributo psicoanalitico. La dinamica pulsionale in gioco, la presa in conto delle pulsioni di morte e di vita e la presenza delle cosiddette pulsioni inibite nella meta, il peso del narcisismo, abbiamo visto nelle risposte di oggi, la centralità dell'istanza dell'ideale dell'io, il legame inscindibile tra psicologia individuale e psicologia collettiva e altri punti ancora, sono i punti di retere psicoanalitici per potersi addentrare in un terreno storicamente determinato nel quale essi hanno trovato una specifica ed inedita composizione. Questi fenomeni di massa, lo sappiamo, hanno potuto affermarsi sulla base di uno stravolgimento della base giuridica del contratto che lega tra di loro gli individui, cittadini in Germania ad esempio, ma anche in Austria, in Repubblica retta da una Costituzione, mi riferisco all'epoca Freud vivente, Kelsen, giurista legato ai gruppi politici socialisti e liberali in Austria, artefice del testo della Costituzione austriaca, partecipò per alcuni mesi alle riunioni del mercoledì a casa Freud e ringrazio Riccardo Galliani che mi ha segnalato questa importante contingenza che ci dice molto dell'apertura di interessi del primo gruppo degli analisti di Freud e del primo gruppo dei suoi colleghi. Gli eventi mortiferi e catastrofici del regime nazista e del fascismo italiano e dei regimi collaborazionisti negli altri paesi europei, in primis la Francia, hanno mostrato ciò che Freud aveva lucidamente visto già negli anni 20.
In quel decennio in cui tutto in Europa, devastata dalla Prima Guerra Mondiale, abbiamo sentito l'eco di tutta questa questione nelle risposte di Laurence, era in discussione, lo sguardo critico e disilluso dello psicoanalista Freud, perché l'uomo invece aveva mantenuto a lungo una certa dose di fiducia che poi dovette venire ridimensionata. È testimonianza di questo cambiamento a livello personale il passaggio dei due testi, dalle considerazioni attuali del 15 a Perché la guerra del 33. Lo condusse a un ripensamento eretico ai suoi stessi occhi, ma necessario per poter includere nell'impianto teorico psicoanalitico la violenza estrema, la distruttività e i fenomeni di massa. Laurence Kahn ha giustamente fatto riferimento a quello scambio tra Freud e Einstein, di cui viene proprio evocato da Freud la parola violenza. Il terzo capitolo del libro di Laurence Kahn ha per titolo proprio L'eresia freudiana. Ricordiamo che proprio nel 21 Walter Benjamin scrisse il suo Per la critica della violenza e che in quegli stessi anni molte questioni fondamentali connesse al diritto nel suo nesso con la democrazia erano in discussione. Laurence Kahn nella sua ricerca segue da vicino le argomentazioni di Juan Jean nel suo libro Giustificare l'ingiustificabile. Ricordiamo anche che proprio nel 21 l'Armata Rossa sconfisse l'Armata Bianca e di ciò vi sono echi anche in Psicologia delle masse e Analisi dell'io. Il convincimento dello psicoanalista Freud che nell'uomo abiti una violenza assassina che l'opera della civilizzazione molto fragilmente può arginare si fa strada e viene ripensata in modo sostanzialmente diverso, a me pare, da quanto già in Totem e Tabù dell'11 fu concepito con lo strumento analitico. Su questo punto tornerei più avanti. Se ritorniamo ora al percorso della ricerca storica e psicoanalitica di Laurence Kahn, la creazione di un regime fondato sul sovvertimento della legge aveva decretato la liceità dell'assassinio e fondato il nuovo diritto nazistificato attraverso la creazione di un regime in cui solo coloro che erano legati tra di loro da omogeneità di sangue e suolo erano detentori di diritti che non si dovrebbero neppure più chiamare tali, essendo piuttosto regole di adesione al funzionamento di uno Stato concepito ed amministrato di fatto come un esercito. I fenomeni di massa del XX secolo sono perciò intimamente legati all'uso lecito e legalizzato della violenza. Non sono nient'altro che questo, si potrebbe dire. Una violenza agita in quanto resa possibile e legalizzata dal sovvertimento delle leggi che reggevano lo Stato fino al punto di trasformare ciò che le tavole della legge avevano imposto agli uomini, il comandamento non uccidere, che si rende necessario, scriverà Freud, per arginare il potente desiderio di assassinio presente nell'uomo, nel suo contrario. Ma ciò che è importante che il libro di Juan Jean permette di comprendere è che tale sovvertimento sia avvenuto all'interno del discorso giuridico in atto all'epoca, smontando pezzo dopo pezzo il diritto positivo e abolendo totalmente alla fine il principio di terzietà. La coesione della massa, le identificazioni collettive con i simili, l'assunzione del capo, il Führer come oggetto ideale, sono tutti capitoletti, sono le strutture che combinano psicologia collettiva e psicologia individuale, secondo le espressioni di Freud, non intendendo egli che si tratti di psicologia in termini descrittivi, ma di psicologia del profondo, e perciò di dinamica pulsionale a tutti i livelli dell'apparato psichico individuale e dell'organizzazione che è la cosiddetta massa. Scusate che cambio pagina. Una questione molto rilevante a questo punto sorge. Lo scatenamento della violenza legale, è necessario ricordarlo sempre, ha messo in luce l'attivarsi sulla scena del mondo di una regressione a livello collettivo, ricreando le condizioni della cosiddetta orda in presenza del Urvater.
messa da Freud a partire da totem e tabù a fondamento del legame sociale. Oppure dobbiamo pensare che sulla base dei medesimi fattori individuali e collettivi si sia manifestato su scala collettiva ma anche individuale qualcosa di inedito? È questa la domanda mia, è questa la domanda radicale che anche Nathalie Zalcman si fa nella sua riflessione, soprattutto nel libro Perché il male, arrivando ad ipotizzare una condizione in cui non si sarebbe trattato di una regressione della civiltà, ma di quella che lei chiama post-histoire, una post-storia, in cui alla violenza assassina dei fratelli coalizzati non sarebbe seguita la creazione di un totem né la formazione di un tabù come base di una convivenza fondata sull'instaurazione di una legge e di un patto. Bensì l'orda rimane tale e la violenza pulsionale distruttiva non viene trasformata attraverso l'inibizione nella meta che sarebbe sul piano psichico l'unica via percorribile. Zalcman per porre questa questione utilizzerà il romanzo Il Signore delle Mosche di William Golding, in cui c'è un'isola con una banda di ragazzini che diventano feroci assassini, un'analisi molto bella che si appoggia su un'opera letteraria. Soffermiamoci intanto, scusate, almeno un po' sul testo del 21, Psicologia delle masse e analisi dell'io. Gli anni tra il 15 e il 33 furono cruciali per l'Europa in particolare. La psicoanalisi, Freud per primo sicuramente, li attraversarono, non smettendo un momento di riflettere, scrivere, dibattere e scambiare all'interno e all'esterno della comunità analitica. Una comunità che fu sempre non tanto internazionale quanto cosmopolita. Ci tengo a questa osservazione perché penso che dovremmo riflettere molto quando abusiamo di questo termine internazionale. La psicoanalisi è un fatto cosmopolita, dalla sua origine, e io spero che rimanga tale in qualche modo. Mi piace ricordare, proprio rileggendo le pagine iniziali di considerazioni, ciò che scrive Freud ebreo in questo caso, sulla patria, che non può essere per gli appartenenti al suo popolo che una patria di elezione. Sarà questo uno dei punti in cui si innesterà il diritto tedesco nazistificato. Cioè, gli ebrei non hanno sangue e suolo e non hanno una concezione di patria che può rientrare minimamente in ciò che all'epoca il diritto nazistificato e la politica che ne è seguita, ma anche i nazionalismi attuali pensano, e le omogeneità etniche di tutti i tipi. E vorrei anche ricordare il modo per me straordinario in cui Janine Altunian ha parafrasato le prime righe dell'autobiografia di Freud. Non ve lo cito perché non... Dopo magari lo riassumo se volete. Questi riferimenti mi sembrano da non tralasciare per poter comprendere in che modo il Freud analista e uomo si è avvicinato alle questioni dello Stato, della collettività, del rapporto individuo-collettività e alla necessità di prendere in considerazione la cosiddetta psicologia collettiva, come fece in modo diretto nel testo del 21. Se c'è una questione centrale in psicologia delle masse e analisi dell'io, questa riguarda la collocazione dell'orda primitiva all'inizio del processo di dominazione e di umanizzazione. Cito, ci sentiamo perciò di rettificare l'affermazione di Trotter che l'uomo è un animale che vive in gregge, sostenendo che egli è piuttosto un animale che vive in orda. Un essere singolo appartenente a un'orda guidata da un capo supremo. Il mito scientifico emerso da Totem e Tabù un decennio prima diventa qui il nucleo concettuale che permette a Freud di pensare all'esistenza della massa, la posizione del singolo come parte di una massa estemporanea o artificiale. Le differenze sono comunque consistenti, e Freud lo sottolinea,
le modificazioni interne all'io con la formazione dell'ideale dell'io e come nesso tra tutto ciò e la necessaria presenza di un capo perché la massa possa dirsi tale e perché il legame affettivo tra i singoli abbia quelle caratteristiche di sudditanza, desiderio di essere dominati, identificazione reciproca con i simili, riconoscimento del potere assoluto del capo, del guadagno narcisistico in termini di protezione e sicurezza, possibilità di regolamentazione dall'esterno delle spinte pulsionali. Tutto ciò reso possibile dall'efficacia nel singolo messo in condizione di dover far parte di una massa, di essere soggetto all'opera della suggestione. Il ragionare di Freud, che vediamo dipanarsi dinanzi a noi, fa emergere un essere umano non solo fragile ed impotente nei confronti delle spinte pulsionali, che gli sono proprie e il cui soddisfacimento diretto, proprio in quanto egli è parte di una collettività che sarebbe sorta da un necessario arginamento del soddisfacimento pulsionale diretto, deve essere impedito, ma ancor più le pulsioni possono rimanere tali pur inibite nella meta per Freud, ma ancor più debole ed impotente perché le tracce della presenza di quello che egli definisce Urfat permangono in certe condizioni quali, ci domandiamo noi, rendono possibile che l'ideale dell'io di quel singolo, per meglio dire di quei singoli, costruito sulla base delle plurime influenze e plurime identificazioni, e Freud ne fa un elenco nel suo lavoro, si modifichi fino a diventare il luogo, la funzione, attraverso cui ritorna sulla scena quella potenza terrificante, crudele, onnipotente che sarebbe permanentemente presente nel nostro inconscio, solo in parte rimossa dall'opera della culture, della civilizzazione. Io poi qui avevo in mente di fare altri due, prima di arrivare a delle cosiddette conclusioni. I titoli sono K e K e sono Kafka e Kertész, e di procedere, come dire, a un avvicinamento tra queste due figure, e ripensando a quello che diceva Laurence sull'ebreo verme da eliminare igienicamente da una massa pulita, bella e omogenea. Io sto leggendo proprio in questi giorni le lettere a Milena di Kafka e come Kafka parla del suo essere ebreo ci dice tantissimo. E l'ultimo capitoletto si intitolerebbe Perché scomodare Adorno, perché quando con la rivista Notes pubblicammo la conferenza, la soluzione consensuale di Laurence Kahn che ci offrì e che fummo molto contenti di poter pubblicare nel numero 9 di Notes, Cura e situazione psicoanalitica, conferenza che ci diede dicendo che da quel nucleo di questioni poi partì la sua ricerca, quella che poi adesso vediamo, diciamo, portata a un livello veramente esteso e approfondito nel libro pubblicato in Francia e presto pubblicato in Italia. Su quel testo ci fu una recensione di una nostra collega che scriveva: ma perché oggi devo dire è stata Laurence Kahn molto moderata nel fare riferimento ad Adorno, l'ha citato solo una volta, ma invece Adorno è onnipresente nel suo libro. E in questa recensione fu scritto: ma perché scomodare Adorno? E io ho tolto il punto di domanda e avevo pensato, insomma, una riflessione sul perché Laurence Kahn ha deciso di scomodare Adorno. Comunque vi ringrazio e ascolterò volentieri tutto il pomeriggio. Grazie a te Roberta, e mi scuso molto perché forse il desiderio di ascoltarti mi ha fatto scordare di presentarti e lo faccio adesso allora. Allora, Roberta Guarnieri, psichiatra, membro ordinario con funzioni di training della SPI, e dal 2002 al 2008 nella redazione della rivista Psiche, Psicoanalisi e Cultura, redattore della rivista Notes per la psicoanalisi. Ha sempre mantenuto un interesse sia nel campo della cura individuale sia nel campo della cultura. Dal 2012 organizza conferenze pubbliche presso l'Ateneo Veneto a Venezia.
Ha svolto attività di supervisione di equip presso diverse cooperative e attualmente opera anche all'interno del Dipartimento di Salute Mentale di Rovigo nella formazione del personale delle diverse equip. Ecco, scusami tanto. Benissimo. Allora adesso, se qualcuno si iscrive a parlare, possiamo procedere alla discussione. Lo si può fare sia in chat sia alzando la manina finta, così anche chi è in seconda pagina arriva e lo si può vedere. Je veux dire quelque chose, je peux? Certo. Bon, merci Roberta et merci Madame Mounari pour les deux interventions. Je voulais juste dire une chose à Roberta. Je pense que parfois je me suis demandé quel degré d'anticipation avait pu avoir Kafka quand il a écrit La Métamorphose. Pour moi, c'est un livre littéralement prémonitoire dans ce qu'il y a de plus sombre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi est-ce que je m'embête avec Adorno? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'il appartient à cette génération de l'immédiate après-guerre. Donc, en 1948, il y a le congrès, c'est même plutôt que ça, je crois, le congrès de San Francisco, où il y a Fenichel, Adorno, Horkheimer, etc. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui a émigré de l'école de Francfort, tout ce qui a émigré des psychanalystes, puisque les psychanalystes à Francfort étaient abrités par l'école de Francfort. Ils sont tous à Pacific Palisades, ils organisent un congrès immédiatement, et au fond, avant que s'installe un grand silence, qui ne sera levé qu'autour de la question des crimes, mais avant que s'installe un très grand silence, ils sont les premiers et les seuls à poser justement la question de cet effondrement de la Aufklärung, des Lumières. Et ils posent cette question-là vraiment, alors d'abord en se servant de Freud, comme on ne se servira plus de Freud ensuite pendant très longtemps, les Français parce qu'ils sont occupés de Lacan, les Américains parce qu'ils font dériver tout vers l'ego psychology, et qu'ensuite vient se greffer la critique de l'ego psychology. Mais à cette date-là, ils se servent de psychologie. Madame, a questa, scusate. Ah, pardon, je ne sais pas pourquoi. Sì. Mi sentite adesso? Mi sentite? Sì, ti avevamo persa. Scusate, non so cosa sia successo. Ok. Oui, allez-y. Allez-y, madame. Deve ripetere, mi sentivate fino adesso? No, giusto? no. Per niente? Almeno io no. Ah, ok. Come volete, se no ritraduco. Alors, Maria. Oui, mais Roberta, tu veux résumer? Oui. Oui, un peu. Oui. Oh, tu résumes complètement. Tu fais ce que tu veux. Puoi riassumere, Roberta, fai come vuoi. Mi ricordo bene, sulla questione Kafka, effettivamente Laurence ha citato Kafka La Metamorfosi e crede che Kafka in quel testo, forse anche in altri, ha una posizione di premonizione rispetto agli accadimenti successivi. Riguardo al perché scomodare Adorno, lei prende questa domanda molto, come dire, sul serio e ci ricorda che nell'immediato dopoguerra a San Francisco nel 1949, non mi ricordo, a San Francisco fu tenuto un grande, importante congresso sull'antisemitismo organizzato dal gruppo emigrato dell'Istituto di Francoforte, che aveva ospitato gli analisti tedeschi emigrati, e fu in quella situazione che Adorno fu tra i più forti sostenitori della necessità di comprendere
il crollo della civiltà europea nel nazismo e di utilizzare Freud in questa prospettiva. Poi Laurence stava dicendo che per molti anni, non so se mi pare di aver capito, un trentennio, questi riferimenti freudiani in un certo contesto psicoanalitico non sono stati ripresi, e qui mi pare che sì, l'abbiamo un attimo fermata, se ho riassunto bene. Alors, très bien. Riassunto molto bene, perfettamente riassunto. Quello che dicevo semplicemente è che in seguito questo riferimento a Freud si è completamente disfatto, è sprofondato, perché c'è la deriva New Psychology, la lotta contro New Psychology, che con tutto quello che ha comportato il relativismo soggettivo, e in Francia ce ne stiamo ancora occupando perché siamo stati completamente assorbiti dalla rilettura di Freud. Quindi un accordo veramente molto défaillant, quindi tutta quella questione dell'essere ebreo di Freud, non torniamo nel dettaglio, ma veramente si tratta di numerosi testi che parlano di questa questione. Volevo porre un'altra domanda, e la domanda è per la signora Munari. Ascoltandola, mi sono detta, in fondo, lei sta facendo muovere sulla stessa strada l'empatia. Dunque, empatia attorno a qualcosa che alla fine diventa un processo di possesso, con tutti i conflitti di cui lei parla. In quel contesto, che posto lei attribuisce, e Freud lavora molto sull'empatia, nell'Esprit c'è una trentina di pagine che riguarda appunto l'empatia. Cosa fa lei di questa dimensione presente in Freud, che è presente in Nietzsche, di coesecuzione motrice e di coesecuzione percettiva? Cioè, lei fa rientrare questo nel campo del possesso. È importante perché è tutto un problema, ci sono fiumi di inchiostro lì dietro, quindi come funziona il fervore, l'effetto di eccitamento, il fervore della folla, del ruolo dell'imitazione nel fervore della folla. Non so se mi sono spiegata bene. Si tratta di una domanda che lei pone estremamente complessa, perché presuppone, almeno dal mio punto di vista, tutto il discorso, per esempio, che Gardini fa a proposito dell'imitazione e della funzione dell'imitazione come evitamento dell'oggetto, nel senso che la prima forma di imitazione proprio come difesa dall'alterità. Quindi tutti questi processi che si muovono da un certo punto di vista nella relazione con l'altro come difesa dall'altro contemporaneamente diventano estremamente complicati nel momento in cui li si va a inserire in tutta una serie di altri percorsi, che sono quello del desiderio, che sono quello dell'impossessamento, che sono tutti quelli delle pulsioni parziali, delle perversioni che si muovono da queste prospettive. Quindi per come io riesco a rappresentarmi questi movimenti così complessi in un modo più generalizzato, mi sembra che se da un lato l'identificazione, come soprattutto l'aspetto puntiforme in un qualche modo e parziale dell'identificazione isterica permette un rilancio del lavoro psichico, io credo molto in questa questione, da un altro punto di vista dietro, almeno nel lavoro clinico, quando ho avuto la possibilità di lavorare a fondo su alcune forme di identificazione isterica, quello che emergeva era in realtà l'identificazione narcisistica sottostante. Quindi diventa di una grande complessità andare
a vedere le radici e l'evoluzione che può avere in tutta una serie di comportamenti sociali piuttosto che individuali questo tipo di meccanismo. Allora, in generale io credo che l'aspetto più importante sia appunto quello di una sottostante ricerca di un ritorno all'identificazione narcisistica dietro a qualunque forma di identificazione isterica. Il percorso però è estremamente complicato perché in alcuni casi diventa qualcosa che appunto è un rilancio del lavoro psichico, in altri casi, come in questi fenomeni della massa, mi sembra un arresto assoluto del lavoro psichico. D'altra parte qui si ripropone anche tutta la questione della realtà come era stata prima in qualche modo accennata, e a me per esempio lì veniva in mente un discorso a proposito che ritorna anche sulla questione della sublimazione, che è il discorso di Freud relativamente all'artista, dove lui dice proprio le parole precise che l'artista produce delle nuove cose reali, vere. Allora lì si tratta però di come queste cose nuove, reali e vere nel senso di concrete, che esistono nella realtà, sono qualcosa che si va a collocare nella realtà all'interno di un movimento individuale dove l'aspetto della sublimazione produce qualcosa, è un aspetto creativo rispetto a queste necessità di trasformazione della realtà che forse hanno, che si ha invece in queste altre forme che sono state prese in considerazione prima nella situazione della massa, dove c'è un'assoluta impossibilità a un uso della sublimazione in termini creativi, ma si soccombe in un qualche modo a questa necessità di cambiamento, di trasformazione in un modo per cui viene assunto qualcosa di esterno più o meno buono, indipendentemente da quello di cui si tratta, perché è molto più facile osservare dei fenomeni nella massa di tipo negativo che non altri che sono più innocui piuttosto che addirittura positivi, dove comunque in realtà c'è questa spinta dietro. Allora forse la grande differenza è proprio in questo esito della sublimazione a livello di un percorso che può essere creativo e quindi è un valore narcisistico aggiunto per l'identità e per il soggetto, piuttosto di quello che chiede un sacrificio di questa identità perché la persona non ce la fa a trasformare qualcosa di reale. Ho aggiunto delle altre cose, temo di non aver risposto alla sua questione, però insomma questo era un altro percorso che mi è venuto in mente. Se vuole mi ridice qualcosa che non c'era nella mia risposta, volentieri. Il microfono. Microphone, oui. Non, vous avez pas, la question n'est pas de répondre mot pour mot no, a ma question. Anzi, la questione non è di rispondere parola per parola alla mia domanda. Lei è andata un po' alla deriva, ma è molto interessante quello che lei dice. Si vede immediatamente come la sublimazione si è articolata a un giudizio di valore immediatamente. Cioè, in fondo c'è la sublimazione in quello che è positivo, e Freud in effetti cozza contro questo, quindi sublimazione come valore sociale. Quindi ci ritroviamo con da un lato la formazione del gruppo attraverso l'opera estetica e quello che lei ne evoca sull'empatia, la creazione, l'estetica, ma evidentemente il problema essenziale è come l'etica si situa rispetto a questo. Troveremo che è una sublimazione che ha un grande valore sociale, oppure considereremo che è invece sprovvista di valore sociale. Il giudizio di valore c'è subito che va ad innestarsi sul problema, sulla questione che lei ha evocato, mi sembra perlomeno. Sì, se posso aggiungere una cosa, forse alla base di tutto questo c'è l'entità e l'aspetto definitivo della Spaltung, perché il punto è se questo tipo di processo va a innescare nuovi legami, Eros, piuttosto se invece
è necessario mantenere questa scissione in modo assoluto, e lì forse questa impossibilità a costituire nuovi legami e riaggregare le cose resta lettera morta e si subisce questo aspetto della distruttività. C'è una domanda di Renato Ferraro, un intervento. Mi permetto di spostare un po' l'attenzione su una dimensione più terapeutica, più clinica, ecco. E la domanda che vorrei fare alla dottoressa Munari è questa. Credo in relazione probabilmente al caso clinico, alla situazione clinica che presenterò oggi pomeriggio. Allora, volevo chiedere alla dottoressa Munari quali sono i possibili orizzonti, no, che si aprono nel paziente che comincia, ad esempio, a rinunciare nel corso della cura all'uso difensivo della identificazione, appunto intesa come diceva lei, come mezzo per eliminare la differenza, l'alterità, la dipendenza, l'ambivalenza, eccetera. Le chiedo se non sia come un segno prognostico favorevole quando, in questo tipo di pazienti, cominciano ad emergere vissuti depressivi di perdita, con iniziale consapevolezza dei propri limiti. Per esempio, quando un paziente comincia a dire nel corso della cura, nelle sedute, che comincia a sentirsi solo, che è triste, ecco. Mi chiedo, in altre parole, no, se l'uso difensivo dell'identificazione lo preservava dallo sperimentare la dipendenza e l'alterità, può essere che in questa nuova condizione, appunto, compaia invece il bisogno dell'oggetto, di un oggetto che può contenere e consolare. In altre parole, l'identificazione con l'oggetto attraverso un suo nuovo investimento libidico? Grazie. La sua questione pone numerose forme pone la necessità di fare tutta una serie di distinzioni, e nel senso di che cosa si intende innanzitutto per identificazione e sulla necessità, dal mio punto di vista, imprescindibilità di questo processo sempre e per tutta la vita, nel senso che l'identificazione è una sorta di nutrimento che noi, anche qui nella situazione in cui stiamo lavorando oggi, inevitabilmente di cui abbiamo bisogno, e che tante più cose ci arrivano, tanto più cose noi facciamo nostre, le trasformiamo, e in questo processo di assimilazione di qualcosa di estraneo, che non può non esserci un aspetto identificatorio all'opera, che poi questo origini storicamente da movimenti che poi diventano inevitabilmente di transfer nei confronti di tutta una serie di oggetti, è un'altra questione. Il discorso che lei fa, se ho capito, perché non sono certa di aver capito, è sull'emergere di aspetti depressivi nel corso di un trattamento analitico. In questo caso, allora, o ci riferiamo a una teoria kleiniana in cui pensiamo che un aspetto depressivo sia l'esito di una rimessa insieme di pulsioni di vita e pulsioni di morte, o di sostanzialmente, e quindi di processi riparativi in atto, e quindi di un riconoscimento dell'oggetto, e sempre questo di un passaggio da una posizione schizoparanoide a una posizione depressiva, per riassumere la questione, oppure se l'insorgere di sentimenti depressivi abbia a che fare con situazioni di perdita, e quali che diventano possibili e pensabili in determinati momenti. Quindi io credo che siano panorami molto diversi, che è abbastanza difficile anche distinguere, e che bisognerebbe avere il materiale clinico insomma, presente per poter fare discorsi di questo tipo di distinzioni. Quindi non so fino a che punto si possa dire di sicuro. Io credo comunque che i processi di identificazione, grazie a Dio, siano delle cose anche mobili, e quindi sempre in atto e sempre in progress. Non so se ho risposto alla sua domanda. Grazie, sì. Qualcun altro vuole intervenire?
Sì, se posso io, ho chiesto ora. Certo. Grazie. Rapidamente, perché le cose per cui insomma, mi manifesto innanzitutto la gratitudine, insomma, a voi come Centro Veneto e a Laurence Kahn per l'occasione di questa mattina, insomma, anche perché appunto, potersi confrontare con l'interesse per un pensiero rigoroso e per i frutti che ne derivano, secondo me, insomma, appunto, merita gratitudine. Però, insomma, i pensieri non li ho ancora del tutto messi in ordine. Devo dire che una cosa però mi ritorna ripensando alle diverse cose ascoltate dall'intervento di Laurence Kahn, ma anche degli altri. Cioè, e porrei la cosa così, cioè come mi farebbe piacere anche, no, poter ritornare sulla questione del rapporto tra la Spaltung e la sublimazione. In qualche misura credo che è anche come dire, una richiesta di anticipazione a Fabrizio Campanile, anche se delle cose le ha già lasciate intendere. Ma a me pare, insomma, che la questione della massa è utile, diciamo così, anche clinicamente in maniera trasversale, proprio perché forse la questione della massa, così come la siamo stati indotti a ripensare, appunto, leggendo il testo di Freud, rileggendolo con gli occhiali che ci ha prestato questa mattina Laurence Kahn, mi sembra importante anche per questo aspetto qui. Io insomma ho cominciato come dire, a pensare delle cose su questo, però mi farebbe piacere approfittare insomma per sentire di più ancora delle vostre cose, proprio su questo aspetto qui, no? Cioè la relazione tra la Spaltung e la sublimazione. Quindi è una domanda che pongo un po' a tutti, diciamo, anche perché tra l'altro le cose che stava riprendendo ora anche Franca Munari, insomma, hanno richiamato un po', questo elemento qui. Riccardo, moi je suis frappée par une chose, en ce moment j'ai deux lectures. Riccardo, sono colpita da una cosa, in questo momento ho due letture possibili. Da una parte la lettura di Patrizio Campanile, che ha voluto darmi una chiave in modo che io potessi tradurla, perché non so bene l'italiano e quindi grazie a questo ci sono delle cose sulla sublimazione e la cultura della clivage, della scissione. Quindi l'altro riferimento, il secondo, nel testo contemporaneo, è il testo di Jean-Louis Baldacchi, cioè la sua relazione al CPLF, che è stata la sublimazione dall'inizio. E in fondo nella sua idea di sublimazione dall'inizio c'è questa idea che riparte, non ci sono gli stessi strumenti di Patrizio Campanile e nemmeno i miei quando parlo di utilizzabili e inutilizzabili, e questo mi sembra essere assolutamente essenziale. Ma in fondo c'è veramente questa idea che c'è un'operazione d'emblée, che è un'operazione di separazione interna, che va in realtà a spostare completamente l'organizzazione libidinale, quindi c'è in qualche modo e questa si organizzerà attorno alla rappresentazione di oggetti e quindi in qualche modo si sgancerà rispetto all'organizzazione personale propriamente detta.
Però non mi ricordo se si serve di sintomo angoscia, ma si vede come nell'inibizione sintomo angoscia questo sia veramente preciso per Freud. Questa è l'idea di questa sorta di cesura originale che fa che in un solo punto, in un solo colpo, c'è questa parte dell'apparato psichico che si riorganizzerà abbandonando la pulsionalità immediata. Beh, in fondo si sta indicando che c'è un processo di sublimazione che si mette in opera d'emblée e probabilmente ci si ricollega a quello che è stato detto precedentemente su questo meccanismo di difesa, al di là del principio di piacere, no, nell'edizione sintomo angoscia si parla proprio di Spaltung con rimozione, con rimozione primario e tentativo di organizzare una difesa rispetto appunto alla fuga dell'eccitamento, e si vede come questa cosa dipenda alla fin fine della Spaltung e dipenda da un tentativo di riorganizzazione dell'apparato psichico. Non so se forse ho aggiunto un piccolo tassello al vostro edificio, Riccardo. Patrizio Campanile forse vuole parlare. Se non c'è nessuno, vorrei dire... No. A proposito di quello che diceva Franca Munari, e cioè il soggetto che si impadronisce di qualcosa dell'altro, poi non si accorge che da questo qualcosa è posseduto. Allora, a me sembra che questa sia una questione che ci riporta alla faccenda della Spaltung, perché come dicevo prima, il problema è che in particolari circostanze, che sono quelle descritte oggi a proposito delle questioni di massa, il soggetto è convinto di essere autonomo laddove ha perso la sua capacità di pensare, nel senso che l'ha affidata a qualcun altro. Questo qualcun altro però, e secondo me noi non dobbiamo perderlo di vista, ha un potere che esercita consapevolmente in queste situazioni. Quando prima ricordavo quello che aveva detto Freud, e cioè chi desidera influenzare la massa non ha bisogno di rendere logiche le proprie argomentazioni, deve dipingere a fosche tinte, esagerare e ripetere sempre la stessa cosa. È frutto, tutto questo è frutto di un progetto, di un'attività del capo di turno che esercita un potere consapevolmente sull'altro e che sfrutta la disponibilità, l'interesse, il desiderio di ciascuno di noi di assimilarsi. Quando ci ricordava Laurence Kahn, Hitler diceva ci sono due cose che possono unire gli uomini, ideali comuni e crimini comuni, lì il progetto dello sterminio è un progetto per dichiaratamente raggiungere un obiettivo. Quest'estate c'era una trasmissione su France Culture sulle masse e ad un certo punto intervistavano una cantante, una giovane cantante, che descriveva il suo vissuto quando si presenta su un palco e c'è una massa enorme di spettatori e parlava del terrore che sperimenta nel momento in cui si trova di fronte a tutte queste persone, quando lei comincia a cantare e i membri della massa cantano il pezzo che lei sta eseguendo. E lì dice è il terrore, perché ognuno va per conto suo. Lì ci vuole una grande abilità del cantante, in questo caso, di guidare passo dopo passo l'intera massa perché si accordi sul proprio intento.
E credo che questo sia un elemento che quando noi studiamo i fenomeni sociali non dobbiamo perdere di vista, e cioè che accanto al bisogno di ciascuno di noi di legarsi e di assimilarsi, che è sicuramente la nostra parte che mettiamo al verificarsi dei fenomeni, dall'altra parte esiste un intento ben preciso ed un progetto costruito allo scopo. Posso dire una cosa su questo? Mi sembra una questione molto importante. E c'è però che rilancia tutto l'aspetto dell'attività e della passività in questa vicenda, del bisogno di attività o di passività della persona, cioè c'è una grande differenza tra praticare uno sport o far parte di una tifoseria, nel senso che in un caso tu fai una cosa attiva e trasformi una qualche forma di energia con un certo scopo, nell'altro caso tu subisci un qualcosa dell'esterno che in quel momento, dal quale in quel momento vieni catturato. Ho usato una cosa abbastanza neutrale, nel senso che non succede niente, a parte qualche volta in cui si picchiano, ma non succede nulla di particolarmente grave, però è come la necessità di essere posseduti da qualcosa in quel caso, dalla tua squadra, dal gruppo, dall'eccitamento collettivo, che appunto intanto perde il controllo della situazione e distrugge, per esempio, rompe, fa danni, no? Ma allora forse c'è proprio questo stesso discorso di prima della creatività, no? Che se tu arrivi a produrre una cosa, tu è un conto è se il tutto si arresta su una passività in cui ti aggreghi in una forma che ti viene data, che tu scegli che ti venga data, insomma. È l'unica scelta che fai, è quella. Un altro che desidera intervenire? Posso intervenire? Certo, Marco. Je voudrais juste ajouter une chose, mais c'est une question que je voudrais vous Posso poser. aggiungere una cosa, ma è una domanda che vorrei fare sia a Franca Munari sia a Patrizio Campanile nel vostro dialogo, perché mi chiedevo alla fin fine il potere dell'altro all'interno di me, dopo l'interiorizzazione dell'oggetto, non è esattamente la definizione del superio? Di una sopraelevazione, quindi il superio è il prodotto di un'identificazione e di un'interiorizzazione dell'oggetto, della voce parentale, che sia paterna o materna. Non è questo che è importante, è un'interiorizzazione e alla fine questa interiorizzazione è l'oggetto che è diventato un oggetto, tiene l'io e da un certo punto di vista possiede questa parte dell'io e possiede l'io per parti, e quindi ecco perché c'è molto da fare tra gli ideali e il superio da un lato, che sono i punti di questo oggetto che è stato interiorizzato. Quindi la domanda sarebbe: non state simultaneamente, parallelamente, tornando alla questione del superio che pone, non è per semplificare il problema che lo dico, sappiamo che è molto complicato, che pone forse la questione del modo in cui il superio si accorderanno, troveranno un'intesa intenzionalmente in un fenomeno di base, in un grande concerto. Lo posso rendermi conto. Ad esempio, la cantante cercava di amalgamare questo pubblico eccitato per farne un pubblico, una audience unificata, un pubblico unificato. Come si gioca quando c'è questo cambio, slittamento del superio, quindi il comandamento del non uccidere
diventa invece un proposito di morte, di assassinio, quindi di assassinare il parassita, quindi come si passerà da questo possesso del superio tramite l'oggetto interiorizzato a un insieme culturale. Questa è la questione fondamentale. Non so se sono stata abbastanza chiara, ma stiamo sempre girando attorno a questa storia di riorganizzazione ed è anche una questione, una domanda che io rivolgo a Franca Munari, perché in fondo la questione dell'identificazione, lei sfocia nella questione della fabbricazione di molto più della censura, come nella prima topica, e l'organizzazione nella seconda topica. Beh, la prima cosa che... No, ha terminato? Sì, no, c'era Marco, ma forse rispondi. Ah, sì. C'era Marco che voleva parlare, ma forse rispondi prima tu e Marco poi. Certo, rispondi tu, scusa. Allora, la cosa che mi pare molto interessante però è che giusto in psicologia delle masse, analisi dell'io, si parla di ideale dell'io, nel senso che l'ideale dell'io è una struttura molto più, fra virgolette, ambigua rispetto al superio, perché attinge contemporaneamente a degli aspetti sia di appunto di valorizzazione, diciamo così, per semplificare molto le questioni, narcisistica del soggetto, piuttosto che a delle istanze che regolano evidentemente, a delle, insomma, delle regole che regolano questa valorizzazione, che non possono non essere di ambito sociale, ma che contemporaneamente però rimanda a una condizione narcisistica, dove tutto l'aspetto dell'onnipotenza, per esempio, è lì che preme da tutte le parti per rientrare in gioco appena può. E quindi forse la differenza fra le varie questioni è legata anche proprio alle sfumature fra queste due istanze, che secondo me sarebbero un attimo da ripensare e da valorizzare. Appunto, non a caso, secondo me, Sei bloccata. Non sento più la signora Munari. Sei bloccata, sei sconnessa. E avevo sentito prima che ogni tanto saltava la connessione, però si riusciva a riprendere. Vediamo se ora riusciamo. No, è proprio... Forse adesso sta tentando di rientrare, aspettiamo. Eccolo qua. È ritornata la connessione? Ecco, sì. È ritornata la connessione? Okay. Sì. Non so da dove si era interrotta, perché non me ne sono resa conto. Da dove si era interrotta? Dove ero arrivata? Vabbè, comunque quello che volevo dire sostanzialmente è questo aspetto che mi sembra molto importante dell'ideale dell'io come istanza messa in campo in questo contesto, perché appunto attinge a questi diversi livelli, quello sia appunto del sociale e delle regole e di una valorizzazione di sé in una qualche forma, ma anche a una onnipotenza e a un narcisismo infantile che preme per avere spazio e potere. Ringrazio moltissimo la dottoressa Khan e gli altri relatori. Quello che mi ha colpito particolarmente della mattinata è l'attualità di questi argomenti che ritroviamo quotidianamente nelle notizie di cronaca, nelle vicende sociali di oggi e anche nelle vicende politiche di oggi. Quello che volevo dire è che quando qualcosa entra nell'apparato psichico attraverso un'identificazione, dipende dalle modalità con cui entra a far sì che questa identificazione la possiamo definire isterica, la possiamo definire narcisistica, melanconica,
diciamo che entra qualcosa che poi ha delle potenzialità in base anche al livello di organizzazione dell'apparato mentale e dell'uso che l'apparato mentale ne può fare. Io credo che sia anche importante in questi fenomeni di massa tenere presente il ruolo della imitazione, che è stato accennato sia dalla dottoressa Khan che anche da Franca Munari. Nel senso che l'imitazione, perlomeno nel senso che ha voluto dargli Gaddini, è un modo per non rappresentarsi l'altro, ma di usare l'altro allo scopo di essere. È un imitare per essere, un imitare per esistere, dove l'io, che in qualche modo deve fare la grande fatica di mantenere sempre separate l'interno dall'esterno, il buono dal cattivo, eccetera, eccetera, a un certo punto trova una facilitazione estrema nel regredire l'imitazione, dove l'altro è utilizzato come confine di sé. E quindi c'è un rinforzo di un confine di sé che non deve più impegnare energeticamente a continuare a mantenere il proprio confine individuale per far esistere l'io. Quindi l'io e il conflitto in una qualche maniera è come se venissero in parte annullati e si appoggiano sull'altro inteso come limite di sé. L'imitazione così intesa mi sembra che in qualche maniera possa far pensare al grande bisogno del soggetto di ridurre il lavoro che deve fare per restare un soggetto e di identificarsi con la massa, riducendo questo impegno a mantenere l'io vigile come essere di frontiera quindi a regredire o attingere alla fonte imitativa usando l'altro come confine di sé. E questo credo che sia la base anche di molte imitazioni dei leader politici che hanno delle caratteristiche per cui si impongono alle masse. Quindi l'uso imitativo di di qualcosa che è entrato, cioè l'uso imitativo che si può fare anche di un'introiezione. Mi fermo, grazie. Qualcuno vuole dire qualcosa? Roberta. No, stavo un po' magari oggi pomeriggio, vediamo, riprendendo qualche filo. Mi domandavo intanto sulla questione superio ideale dell'io, no? Di rimettere in relazione alla sublimazione, se volessimo andare nel dettaglio, l'ideale dell'io è accostato dall'io ideale, e io credo che un po' lo sforzo di tenere insieme psicologia individuale e psicologia collettiva anche a livello della comprensione della nostra pratica clinica può avvenire se ritroviamo le tracce, diciamo, del collettivo nell'individuale, ad esempio, ed è un percorso forse opposto a quello che stiamo facendo oggi, che è quello di leggere delle vicende collettive, perché mi sembra che ci siano, no, queste due polarità, e una fatica è quella di tenere insieme la riflessione sulla cultura e la sua debacle sempre possibile, e la riflessione sulla clinica. Perciò come teniamo insieme queste due polarità? No? Mi pare che tutta la questione della violenza originaria, dell'assassinio alla base del patto sociale e della sua rimozione originaria non l'abbiamo ripresa, ed è una questione importante, perché nei fenomeni di massa veri e propri, quelli che identifichiamo con queste vicende
del nazismo, perché era anche questo un oggetto, mi sembra, si tratta del ripensamento sulla violenza alla base di un patto sociale, no? Questo. E allora quali tracce, se questa violenza è già iscritta nell'essere umano, quali tracce ne ritroviamo nelle istanze psichiche, no? Io mi domando questo, come facciamo a tenere insieme, come secondo l'indicazione anche di questo testo freudiano, la psicologia individuale e la psicologia collettiva. E io così riproponevo anche questa questione: si tratta in questi casi di una regressione degli stati precedenti della civilizzazione, o si è trattato di qualcosa di inedito, perché rispetto a questi fenomeni di massa in cui l'assassinio è diventato la regola. Allora io capisco anche che è difficile tenere insieme un livello di analisi clinica sottile e un livello di analisi sul piano degli accadimenti culturali, però forse uno sforzo di legare queste due polarità potremmo farlo. Riguardo alla propensione dell'essere umano ad essere dominato dall'altro, non è una scoperta psicoanalitica. C'è un testo famoso di La Boétie, La servitù volontaria, un testo del Settecento, no? In cui questa figura, insomma, aveva scritto questo bellissimo pamphlet. Ma quello che mi sembra rilevante e che è forse difficilmente digeribile del freudismo è che Freud mette un atto di violenza e di assassinio alla base del patto sociale, e le tracce di ciò le portiamo dentro di noi. Allora io mi domando, cioè vi domando, ci domandiamo, se assumiamo questo come un modo di pensare lo psichico, come poi lo, come dire, concepiamo anche nelle ricadute della pratica analitica? E poi la sublimazione, per quello che ho capito io, qui bisognerebbe ristudiarsi tutto, è una barriera fragile nei confronti di aspetti distruttivi. Non ci sono che gli artisti, insomma, che sono abitati proprio nel lato creativo anche da delle spinte distruttive. Kafka voleva far distruggere tutte le sue produzioni, che sono state, vabbè, lì possiamo sempre pensare all'ambiguità, ma allora nel concepire questa cosa complessissima che identifichiamo con il termine sublimazione, che cos'è che vengono sublimate? Anche qui una grande domanda: è un argine contro le spinte distruttive, autodistruttive. Io spesso percepisco all'interno di un pensiero psicoanalitico un po' proprio una cancellazione di tutti questi aspetti indigeribili, forse, della prospettiva freudiana, che è una prospettiva, quando Laurence Kahn lo chiama il grande disillusionista, no? Che ci mette in crisi rispetto a questo, e vorrei un po' vedere se è possibile che, come dire, leghiamo, ecco, facciamo dei nessi, facciamo uno sforzo di fare dei nessi tra il lavoro a livello clinico individuale e poi il pensiero sull'analisi della culturale, di quello che chiamiamo cultura, insomma, cultura, civilizzazione. Se non c'è nessuno, avrei una domanda un po' ingenua, nel senso che è tutto talmente complesso che faccio un po' fatica, però soprattutto a Franca, no? E Franca, se ricordo bene, dicevi che la prima forma di relazione con l'oggetto è l'identificazione, no? Con tutto il portato di possesso e di impossessamento e di diventare impossessati. E mentre dicevi questo mi è venuto in mente l'intendersi di Freud, no? E mi sono chiesta, ma forse lì è talmente una cosa, è quasi più la risposta dell'oggetto ad un soggetto che ancora non c'è, e però è comunque una modalità di relazione che Freud dice appunto, da cui nasce qualsiasi principio morale negli esseri umani, no? Dove
mi sembra che come si può definire questa? Perché anch'io ho molti sospetti verso la parola empatia, no? Come una sorta di risonanza, come riconoscere appunto nel grido dell'altro un proprio antico grido, ma dove non c'è passivizzazione, non c'è impossessamento, non c'è mettersi al posto di o passivizzarlo, e sembra appunto qualche cosa che poi diventa legame fondamentale al genere umano. Allora mi aveva molto colpito questa immagine potente che Laurence Kahn aveva dato, che si era formata in me come un'immagine, no? Proprio questa legge delle rovine, no? Questo costruire affinché le rovine siano grandiose, no? E questo impasto di logica di narcisismo e sublimazione, quindi derotizzazione, e anche indistinzione fra vita e morte, no? Questa fondare su un cumulo di cadaveri, no? Ed essere già cadaveri, no? E mi sembrava proprio quasi una perdita, no? Di qualcos'altro, perché stiamo parlando tantissimo di distruttività, però sì, per fortuna non c'è solo quella, ecco, no? Hai messo così tante questioni dentro a questa domanda, riesce abbastanza difficile. Però, je voulais juste dire une chose, c'est que dans se posso dire una cosa, nell'esquisse, il progetto di una psicologia scientifica, Freud parla proprio a proposito di qualcosa che lui non chiama in quel momento l'empatia, ma che chiama la simpatia, Mitleid, perché è completamente preso dalla lettura di Liszt, quindi si ha l'empatia molto molto presto nell'esquisse, quindi poi più tardi si parla di identificazione. È molto interessante perché si ricollega con la questione dell'asfalto direttamente, perché quello che dice è che di fronte all'oggetto, il bebè, il bimbo, il neonato, e Winnicott dice esattamente la stessa cosa. È veramente straordinario a ravvicinare i testi da un lato, in fondo da un lato c'è questa solita para-identificazione motrice ai gesti, alla memoria dei gesti dell'oggetto e all'identificazione dei propri gesti. Quindi è il tema dell'identifizione, perché sta scrivendo l'identificazione primaria in quel momento, grazie a tutti questi predicati. L'oggetto si costituirà e sarà definito, ma c'è una parte che resisterà assolutamente a questa identificazione, è lo zoccolo duro, il nocciolo duro, l'oggetto, dove l'oggetto non si lascia prendere e fare da questo movimento identificatorio, ed è quello che chiamerà la chose, la cosa, das Ding in tedesco. Allora, sapete, das Ding cos'è? È l'altro, cioè è il reale completamente inappropriabile, Penso che sia un aspetto importante. E rispetto a quello che diceva Roberta, l'ultimo intervento, Roberta, penso che ritorni alla questione di Alberto sull'eredità, il retaggio. Alla fine, quando appena siamo nella storia delle tracce, ci ritroviamo con i due bordi del retaggio, da una parte i due versanti, una parte il culturale e dall'altro quello assassino. Non si riesce a dissociare i due. Quello che fa l'operazione di Natalie Halsman con quello che scrive Children, eccetera, penso che sia quello il testo a cui pensavi. Alla fine è cercare di dire
lei è molto arrabbiata con Freud, non è proprio contenta con Freud per via dei sistemi di valore legati alla sublimazione, lo critica molto violentemente, lo critica dalla sua lettura, dalla lettura che fa di Dostoevskij. Lei non gli perdona il sistema di valori che egli applica all'uomo Dostoevskij, il che secondo me è un errore, perché Freud dice contemporaneamente che lui è un bandito e allo stesso tempo Freud spiega che non ha fatto nient'altro, non ha fatto niente di meglio per spiegare la situazione della servitudine volontaria. Ma quello che lei cerca di fare è di abbandonare la dimensione della regressione, poiché è portatrice di sistema di valori, ripassando interamente tramite l'identificazione collettivi e con questo testo Children, eccetera. Quella che lei mostra è che l'identificazione collettiva vogliono essere gli induttori della selvaggeria stessa,